Buona giornata, bentrovati da parte di Mirko Villanova in studio qui a www.venetoglobe.com, la nostra web tv che ci porta nell'informazione in questo caso. Sono 3 le edizioni per quanto riguarda la nostra rassegna stampa, ultima edizione della settimana, quella di venerdì. E allora andiamo subito ad iniziare, Gazzettino, Tribuna, poi le pagine provinciali, eccole nel dettaglio, e concluderemo con il Corriere dello Sport Stadio per un'occhiata allo sport dettagliata. E allora, Gazzettino, in prima pagina di oggi, l'autonomia con l'intesa che ci dicono è lontana. Dopo l'accordo a Palazzo Chigi c'è lo scetticismo dei 3 governatori del nord. No a riformicchie, dicono. Intervista al ministro Lezzi che parla delle 23 materie del Veneto. Beh, ne trasferiremo soltanto una parte. Il fondo è di Alessandro Orsini questa mattina, con quali vantaggi dal disgelo tra Russia e Stati Uniti. È un'analisi che poi continua a pagina 35 del Gazzettino di stamane, e lo ricordo, venerdì 5 luglio 2019. La foto che compare in prima pagina, eccola, è per la mamma uccisa dal cancro e i suoi 18 regali, ora al cinema. Elisa è un film e questo è l'ultimo dono alla figlia. Elisa Girotto, la sua storia è diventata un film. L'UNESCO promuove Venezia ma scatena l'ira di Toninelli nel testo, l'ok alle grandi navi a Marghera, ma il ministro non ci sta e dice non esiste proprio. In questo riquadro che vedete evidenziato si parla di sanità. Il Veneto abolisce il super ticket dal gennaio del 2020. In Veneto dal 1 gennaio 2020 sarà abolito il super ticket nazionale per le persone con un reddito inferiore a 29.000 euro. È inevitabile non parlare di migranti. La nuova sfida del veliero ONG è di nuovo scontro tra Matteo Salvini e le ONG. Il ministro dell'Interno ribadisce la linea dura e preannuncia la chiusura dei porti italiani a nave Alex, dei porti italiani punto della rete Mediterranea Saving Humans, che ieri ha raccolto 55 migranti a bordo di un gommone che si trovava in zona Saar Ibiza. I migranti presi a bordo da Mediterranea sono in acque libiche, ha avvertito Salvini, e attualmente sono più vicini di decine di miglia nautiche alla Tunisia rispetto a Lampedusa, ma la ONG insiste nel chiedere l'accesso a Lampedusa ritenendo la Tunisia un approdo ancora non molto sicuro. Intanto stamane approdo e accettata la proposta di scendere a Malta. Pedemontana, terzo sequestro, ecco nell'infrastrutture questo riquadro, terzo sequestro, vi dicevo, per il cantiere della galleria, nuovo stop per la galleria in costruzione a Malo, in provincia di Vicenza, lungo la Pedemontana del Veneto. Ieri è stata notificata al concessionario un'ordinanza della Procura di Vicenza per il sequestro del cantiere del tunnel lungo circa 6 km ed è il terzo. L'ipotesi di reato questa volta è frode nell'esecuzione della galleria a danno della Regione del Veneto per utilizzo di materiali non marchiati CE e miscele di calcestruzzo diverse da quelle previste dagli elaborati progettuali. Questa è la prima pagina del Gazzettino Trevigiano. Andiamo completamente sulla prima pagina della Tribuna di Treviso, eccola, con, vedete il titolo, Pedemontana sequestrata una galleria, la Procura di Vicenza mette i sigilli al tunnel di Malo per sospetta frode materiale non a norma, vi dicevo poco fa anche dall'altro quotidiano che esaminiamo, il Gazzettino. La Tribuna amplifica la notizia poi in pagina 13 e ne parla dettagliatamente all'interno del quotidiano. La Restera rimessa a nuovo, qui siamo proprio su Treviso, vuol far brillare la Restera ripulendo angoli degradati come il Ponte della Gobba, rigenerando piste e sentieri, salvando muri con murales dall'abbattimento. Il sindaco di Treviso Mario Conte ama insomma il Lungosile, uno dei luoghi più frequentati della città di Treviso e non solo nei fine settimana, prevista anche una seconda passerella sempre sul Sile.
Di spalla qui troviamo il commento e l'intervento. Il commento è di Guolo a pagina 12 e si parla di non coincidono gli interessi di Zaia e di Salvini, l'ennesima fumata grigia sull'autonomia. L'intervento invece di Piovesana, siamo sempre sulla tribuna di Treviso di stamane, parla di un calo di nascite a pagina 11 che è un problema grave che però molte volte è sottovalutato. La foto molto bella di Antonio Canova, il bicentenario del Tempio del Canova, è il volano per rilanciare il turismo a Possagno. Ne parla la Tribuna di Treviso a pagina 2 e a pagina 3 del quotidiano. Andiamo a Volpago del Montello, dove in prima titolare di autosalone sparisce con le caparre. Il concessionario è sparito, l'autosalone è vuoto e chi aveva versato la caparra è rimasto soltanto con un pugno di mosche. Il movimento Difesa del Cittadino denuncia l'ennesima truffa, auto di importazioni, tedesche soprattutto, alcune in mostra nell'autosalone di Volpago del Montello. Caparra versata, attesa dell'auto che si prolunga ed infine telefoni muti, siti oscurati e sedicenti titolari scomparsi. Sarebbero decine purtroppo i truffati, se ne parla a pagina 25 della Tribuna di oggi. A Cison di Valmarino invece coniugi uccisi, al via il processo, lo ricorderete questo caso, prima udienza al processo per l'uccisione a colpi di roncola dei coniugi Nicolasi, il cui unico imputato è Sergio Papa, imputato condotto in aula, lo vediamo in questa foto sempre sulla Tribuna. Ad Orsago invece defenestrato il presidente di Banca della Marca, è stato eletto Sonego, quindi terremoto alla Banca della Marca, sfiduciato all'unanimità il presidente Sernagiotto, nominato al suo posto Loris Sonego. E per chiudere la prima pagina della Tribuna dedichiamo la storia, dice la Tribuna stessa, ad Emi, 100 e lode grazie alla mia doppia cultura, 10 e lode all'esame di terza media, 100 e lode alla maturità linguistica. Emi Kolakaraiki, neodiplomata del Canova, è nata in Italia da genitori albanesi e lei ne è convinta. La doppia cultura può diventare una marcia in più. Ho sempre cercato di valorizzare entrambe, l'italiana e l'albanese. Complimenti a questa giovane. E adesso sulle cronache di casa nostra. Prima cominciamo naturalmente con la provincia. E allora, in provincia di Treviso, dalla Tribuna, passerelle, ne parlavamo prima, il sindaco Conte vuole rimettere a lustro la Restera, e allora passerelle, nuovi sentieri e muri colorati, il sindaco dice così rilanciamo la Restera. Conte si comincia col Ponte della Gobba e salveremo anche i murales dal pericolo di abbattimento causato proprio dai cantieri. E proprio di murales o di street art, come preferite, si va su questo riquadro che ci porta alla pagina interna. Insomma, il sindaco Conte vuole salvare i murales lungo la Restera, rischiano, ha detto, di essere abbattuti con la vendita all'asta di edifici di quest'area. La prima pagina della Tribuna si chiude con il Festival Antropica, dal Palombaro a Petrov, i 1000 volti dell'arte urbana, forse quello che colpisce di più tra i nuovi murales sulla Restera, e ritorniamo su questo argomento, è il gigantesco Palombaro intento a sollevare le reti su cui da ieri salgono alcune piante rampicanti. Artefici i giovani del gruppo Subscultura, il cui obiettivo è creare situazioni di bizzarra contemplazione, e dobbiamo dire che ci sono riusciti. Allora, prima di immergerci poi nelle cronache locali, in particolar modo Conegliano e Vittorio Veneto, per il Gazzettino, per la prima pagina del Gazzettino provinciale Treviso, si apre con il mostro in aula, vi dicevo, Katiuscia sviene, la figlia della coppia trucidata a Rolle il 1° marzo del 2018, prima di deporre davanti all'assise ha avuto un mancamento. Sergio Papa, accusato del duplice delitto, è entrato con un sorriso in faccia. Nelle prossime udienze verranno sentiti anche 60 testimoni. Il riquadro qui parla di Panto e Barcella, assolti dai capi di imputazione perché il fatto non sussiste e il fatto non costituisce reato. È finito così il processo a Thomas Panto, ex proprietario dell'emittente televisiva Antenna 3 di San Biagio di Callalta, e Antonino Barcella, un ex amministratore. Se ne parla in pagina 9 del fascicolo provinciale del Gazzettino. A Colle Umberto invece qui si è sentito male sul lavoro un operatore
operaio è morto in Umbria, si è accasciato al suolo ed è morto. Tragedia in provincia di Perugia, vittima Renato Sommariva, un operaio 53enne di Colle Umberto e caposquadra di un'azienda trevigiana. L'uomo aveva appena terminato la messa a punto su un nuovo macchinario appena acquistato dal prosciuttificio Valtiberino. Giallo sulla dinamica del decesso, all'inizio si era parlato anche di una caduta che però è stata subito smentita dall'azienda stessa. Rivendita di auto, poco fa vi dicevo, sparisce nel nulla, decine i truffati a Volpago del Montello, incassate le caparre, concessionaria di Volpago del Montello che ha chiuso tutto, non c'è più nulla, scatta immediata la denuncia. E poi la foto è da Asolo, si è spento Daniele Berdusco, tra i clienti del suo negozio Orson Welles, il sarto, dice il titolo, che vestì attori e presidenti. Berdusco aveva 82 anni ed era uno degli ultimi maestri appunto dello stile, in questo caso non soltanto trevigiano ma italiano. Da Treviso, l'aeroporto, il caso chiuso. Vi ricordate il caso dell'altro giorno quando sembrava che fosse stata cancellata proprio all'ultimo istante un terribile schianto tra due aerei? Sembra non essere vero, perché l'episodio va minimizzato. I tecnici hanno anche annunciato l'arrivo di un nuovo radar dedicato all'aeroporto trevigiano, che invece adesso si appoggia a quello militare di Istrana. Insomma, il caso è chiuso. Il 7 maggio sulla pista dell'aeroporto Canova non c'è stata nessuna situazione di rischio. Speriamo sia effettivamente così. Cerottini contro la sclerosi. Quando la biofisica incontra la medicina, la nanotecnologia va a servizio della salute. È il caso di Tao Patch, un dispositivo sviluppato da un team di esperti coordinato dal dottor Fabio Fontana Castellano, presidente e fondatore dell'azienda Tao Technologies, che migliora i sintomi della sclerosi multipla. Il suo dispositivo, sperimentato scientificamente, privo di effetti collaterali, certificato CE e registrato al Ministero della Salute, è già stato applicato su ben 28 pazienti, tra cui un giocatore di hockey in carrozzina, Francesco Panebianco, 49 anni, dei Treviso Bulls. Quel bottone, dice, mi ha salvato e mi ha cambiato la vita. Infine chiudiamo con Valdobbiadene. Vedete, pronto il maxi schermo in piazza, colline nell'UNESCO, sarà un vero e proprio show. L'esame UNESCO è sempre più vicino e sulle colline verrà seguito in diretta con un maxi schermo allestito in piazza a Valdobbiadene, come un possibile oro alle Olimpiadi, insomma una finale mondiale tra tifo e scaramanzia, puntando a diventare finalmente patrimonio dell'umanità le nostre colline, appunto, che vediamo se e vedremo se saranno approvate, se saranno accettate come patrimonio dell'umanità. Per le cronache locali vi dicevo, allora, Conegliano quartier del Piave, vedete la notizia dalla tribuna, la riprende: mio padre è squartato, chiedo giustizia, duplice omicidio di Cison di Valmarino, Sergio Papa alla sbarra, la figlia dei coniugi Nicolasi è stata accolta da malore prima della sua testimonianza. A Collalbrigo, l'altra notizia con foto, eccola qui, a Collalbrigo, frazione di Conegliano, assemblea di quartiere, telefoni muti e strade da riqualificare. A San Vendemiano, stroncato da un infarto mentre butta l'immondizia, è Vittorio Fabris purtroppo. Spacciano cocaina e cannabis sotto il ponte del Monticano. All'arrivo dei vigili urbani un gruppo di ragazzi si è dato alla fuga lasciando la droga sul posto. I passanti avevano segnalato appunto delle presenze molto sospette. Queste per quanto riguardava la tribuna. Apriamo il Gazzettino sulle nostre pagine locali. Eccole qui, siamo su Conegliano, vedete, Conegliano con Ogliano, in questo caso, nodo di via Marcorà è l'autodromo dei Colli. I residenti nella frazione lamentano la velocità delle auto sulla provinciale. Il limite è di 50, ma alcune vetture sfrecciano oltre i 100 all'ora. È percorsa da 7.800 veicoli al giorno, il tratto più pericoloso va dalla ex Canonica all'ex latteria appunto di Ogliano. Altre notizie in breve: via Maggior Piovesana, supermercato blindato, Toppanna l'Ascom dice che è frutto di un accordo tra pubblico e privato. Campionato di tiro a segno, nuova invasione di alpini in città, un malore mentre esce di casa un anziano a San Vendemiano è stroncato da infarto e dopo l'anteprima stasera parte la vera festa longa. Bariviera di Federmoda dice la stagione è ancora aperta, i saldi
saldi sono prematuri, insomma il weekend va ad iniziare questa sera con Festa Longa, che è stata rinnovata in qualche cosa, insomma poi poche cose si possono fare, insomma, su questo tipo di programma che bene o male, insomma, non me ne vogliono, ma è sempre quello, no? Però un maxi schermo, adesso passiamo a Valdobbiadene, dove vedete un maxi schermo in piazza per vedere la partita dell'UNESCO, sarà allestito per seguire l'esame finale delle colline del Prosecco in Azerbaigian. Saccon parla di idea della candidatura che nacque 14 anni fa con il libro Alti Paesaggi. Da Vittorio Veneto, malore in azienda, è morto un operaio, l'uomo Renato Sommariva era in Umbria, aveva 53 anni, messo a punto un macchinario, si è accasciato al suolo come dicevamo in precedenza. La collina non fa più paura, vedete, 3 famiglie rientrano a casa, questo a Vittorio Veneto, sono stati completati i lavori di consolidamento in via delle Sabbionere. Mercoledì rami spezzati e calcinacci invece erano caduti a Serravalle di Vittorio Veneto. Ritorno perché mi pare ci fosse sulla tribuna di Treviso un'altra notizia che riguardava Conegliano e Vittorio Veneto, e quindi ci ritorno proprio in diretta sfogliando con voi i nostri quotidiani nell'ultimo appuntamento della settimana. Ecco, in effetti la pagina, possiamo andare nel dettaglio, eccolo qui, Conegliano Vittorio Veneto, c'è un affondo di Capraro, quest'oggi sulla pagina l'articolo di Francesco Dalmas che dice manca un progetto per il futuro della città e il presidente dell'Ascom dice che nel 2030 non basterà Festa Longa, quindi parlavamo prima di Festa Longa, vi dicevo che c'era qualche dichiarazione particolare, questa dell'Ascom, del presidente dell'Ascom è molto dettagliata, perché dice nel 2030 non basterà Festa Longa, si aggiunge anche Zambon, l'ex sindaco di Conegliano, che parla di pedemontana, una pedemontana che può, ha detto, isolare la sinistra Piave, come non lo fossimo già abbastanza tra sinistra e destra Piave, insomma c'è questa differenza e questa divisione, anche se nessuno molte volte vuole ammetterlo e dirlo, come invece abbiamo sempre fatto noi anche da questi microfoni, insomma. Vediamo le pagine sportive, sì, subito per quanto riguarda nazionale e regionale, in questo caso Mattarella ha ricevuto le azzurre, il presidente dell'Italia ha ricevuto le azzurre, avete vinto voi il mondiale per noi, insomma tante belle parole, no? Adesso però bisogna fare qualcosa per queste ragazze e non solo per le ragazze del calcio. La Roma si ritira Barella verso l'Inter, ma di questo parliamo poi abbiamo qui il tennis a Wimbledon, si gioca, maratona vincente per Fognini, Berrettini invece va in scioltezza a Nadal, il duello con Kyrgios. Per quanto riguarda il calcio, ancora calcio femminile, lei è ritornata a casa, è ritornata ad Istrana, Manuela Giuliano nel segno di Manu, nella marca e boom, ora tocca al vivaio adesso. E da questa parte invece sempre al femminile Limoco Volley Conegliano annuncia anche l'arrivo di Botezat, Limoco è completa, bellissimo tornare a casa, ha detto la 21enne centrale di Resana, ex Busto Arsizio, si chiude il roster di Conegliano, dicono i miei genitori saranno sempre al Palaverde, dovrò guadagnarmi ogni minuto per giocare e per farmi vedere. Intanto esce anche il libro della Silla, Tutta la forza che ho, esce il suo libro a quattro mani con il telecronista della Rai Maurizio Colantuoni. L'Italia intanto ieri, l'Italia di Mazzanti ha perso nettamente 3-0 contro Turchia, oggi gioca una partita importantissima e decisiva contro la Cina. Per proseguire l'avventura nella National League bisogna vincere con qualsiasi risultato. Per il basket locale, Rucker, San Vendemiano, altri grandi acquisti, il Sanve completa i senior, arrivano Ricci e Tassinari, sta facendo una bella squadra veramente la formazione del presidente Guberti. Siamo in chiusura con la De Longhi che deve scegliere, farà ballottaggio tra Severini e Chillo per i due giocatori
giocatori, la Botezat ha firmato, l'Imoco è sempre più veneta, poi si sposa Tommaso Allan, si sposa in Turchia, giocatore della Benetton, il rugby, auguri a lui, davanti a molti compagni, la moglie l'aveva conosciuta a Barcellona. Solo le notizie dalla prima pagina di Stadio: Barella no, Higuain sì, questo per quanto riguarda la Roma, poi offerto un mega stipendio, 10 milioni all'anno, Icardi al Napoli, un posto al sole, forse sarebbe il posto più giusto per Icardi, Buffon, ritorno a casa mia, confermato l'ok, un anno e poi diventerà dirigente, a Chiesa ci penso io, Firenze, Pradè si insedia e blinda il gioiello viola. Abbiamo così concluso il nostro appuntamento con l'informazione, la nostra rassegna stampa, l'ultima della settimana. Noi ci risentiamo lunedì, sempre 3 volte al giorno, su www.venetoglobe.com, la nostra web tv per voi, naturalmente, con le principali notizie. E da lunedì ritorna anche l'appuntamento sportivo.